Blindo Studios presenta. No, ci sono, porca miseria, ero lì che pensavo, e poi l'ho fatta, che cosa, insomma la musichina è venuta fuori e ora va in giro per l'aria, per l'aere e così accompagna anche la mia voce. Dunque, io ieri dissi, voglio mantenere le promesse, promesse se posso e quando insomma posso le mantengo. Dissi, oggi ho fatto la riunione dei vecchi fascisti, domani vado a fare la riunione dei vecchi comunisti, perché no, bisogna avere praticamente la par condicio, praticarla, sì, una cosa mi piace così tanto, ma comunque dissi la vado a fare a Predappio, ma un ascoltatore molto cortesemente e anche acutamente mi ha fatto notare, cioè io ho visto un servizio in televisione in cui facevano vedere che a Predappio sono tutti di sinistra, tutti comunisti. E insomma il fatto del luce eccetera eccetera diventa un fatto soprattutto turistico, insomma, no? E quindi però dice non ti conviene andare lì, vai, dice, mi ha suggerito invece verso il Lazio, insomma certe città del Lazio. È vero, questo è vero, quindi farò la riunione dei vecchi comunisti, però non dove avevo detto io, perché poi insomma effettivamente non avrebbe senso, ma in una città del Lazio. Sì, ottimo consiglio, lo accetto e ho già predisposto tutto, per cui posso cominciare subito a fare il primo numero. Cari amici del G, che riunione, sì è, che comunisti, speriamo di trovare qualche persona in testa, se no poi, no, vabbè, vediamo subito. Facciamo un po' la voce di frammatica del luogo, sì, un po' il tono, no, forse il tono, no, no, non c'è nessuno qui, e quindi vado oltre e faccio un altro numero. Ecco, guarda. Speriamo di trovare qualcuno, no? Giusto? Sì, è bello, il Lazio, più forse. No, io sto qui. Pronto? Pronto, chi è? Sì, buongiorno, c'è Paolo? Un attimo, Grazie. Fammi venire. Pronto? Pronto? Paolo? Allora, stasera alla riunione dei vecchi comunisti ci sei? Ma chi sei? Dei vecchi comunisti stalinisti, marxisti. Ci sei? No, non ci sono. Non ci vieni? No? E perché? Ma chi sei? Come un comunistone come te, non so chi sei. Come? Chi so? A me sa come mi chiamano? Lenino, mi chiamano Lenino, io ho sempre il pugno chiuso, bandiera rossa la trionferà sempre, giusto? Sì. Sei d'accordo? Sì. Allora vieni alla riunione, no? Vengo allora, T'aspettiamo, che tu sei un rosso, proprio un rosso profondo, profondo rosso. Dammi, o no? Paolo, dimmi. sei rosso te, no? Sì. Ci vedi alla riunione dei comunisti? Sì. Ma non i comunisti italiani, ricordazione, noi siamo ancora più, proprio quelli di Stalin! Ma chi sei? Hai capito? Che tu ridi, mi pigli per culo? No, non ti dico per culo. Appunto, se è vero che mi hanno informato, mi hanno detto che tu sei un comunista docche. Sei io? Sì o no? Sei mica fascista per caso? No. No, sei sicuro? Sì. Sei sicuro? Sì. No, sei comunista, vero? Allora mi canti bandiera rossa. Momma canti, se no poi ci vedremo in altro modo. Allora, vai, canta. La sai? No, non la so. La sai. Un comunista come te non la sa, bandiera rossa? No, non la so. Alza il pugno. Alzato il pugno? No. Come no? Potevi dire di sì, tanto mica te vedo, Ma almeno fai il furbo, no? Vabbè, mo dimmi chi sei. Tu sei mica tanto furbo, sei mica comunista, te, No, non so comunista. Come sei? Ma chi sei? Ti ho detto, sono Stalino. No, ho detto Lenino, uguale, Stalino, Lenino. Paolo, ma dai, scherzavo, no? Ma chi sei? E so benissimo che te sei fascista, ti ho fatto per scherzo, no? Ma vorrei sapere chi sei. Come chi sono? Ah, non ti ricordi di me? No. Non ti ricordi, mamma mia, si scherzava sempre quando eravamo a scuola. No, non mi Si ricordo. faceva sempre scherzi, no? Ti ricordi? No. Poi te sei un fascistone come te, giusto? No.
Come no? Non me ne frega niente. Ma come, comunista non sei, fascista non sei, ma che ci stai a fare? Ma perché mi risponde al telefono che risponde a fa? Ma tu dimmi chi sei. Oh, te sei da Margherita? Sei. Sei da Margherita? Come sono stufato? O mi dici chi sei o chiudo il telefono. Ma chiudi il telefono perché tu non esisti. Oh, vai. Insomma, ma non ha un'identità questo qua. Un'identità, come si può dire? Un'identità politica? Ma che lo so io. Andiamo avanti. Sì, no, sì. Andiamo. Vediamo. Qui però, insomma, sai, ci si prova. Poi, ma sappi tu chi si trova, magari, vero? Sì. Ecco, vai. Vai, ho fatto un altro numero. Sì. Mi sa che vengano meglio le riunioni dei vecchi fascisti. Benvenuti in BT. Ma stia zitta, lei, benvenuti. Perché siete i benvenuti? Lascialo fare il benvenuto. Scusa, vabbè. Sì. Ecco, vai. Ecco, dai, sì. Ecco, vai. Oh, via, fatto un altro. E ora aspettiamo che naturalmente venga fuori il fascistone. Ma non è, proprio non è. Non è più. Quando dice, Giuseppe non è più. Non è, perché era, ma non è. No, mi dispiace, ma non è. Adesso vado altro. Sì. Per trovare uno che si chiama Benito, magari, no? Vabbè, si trova quello che c'è, no? Quello che non c'è, non si può trovare. È vero? Dice chi cerca trova, ma se non c'è è inutile cercare, perché non si trova. Che c'è come cercare che giova. Pronto? Al buio. Pronto? Sì, pronto. Sì, buongiorno, c'è Michele? Non c'è chi è? Sono quello del comitato dei vecchi comunisti. Appunto, volevo invitarlo perché lui è un comunista doc alla riunione di stasera. Lei chi è, scusi? Sono Stalino Lenino, questo è il mio nome di battaglia. Sì. Cioè praticamente noi siamo comunisti doc, proprio di Stalin, no? Sì. De Marques. Allora Michele, siccome è proprio rosso, Ma dove l'ha visto sto rosso? Oh, lei ha mai visto sto rosso di Michele? Non si è mai arrostata a Michele? No, nel senso, io so che è rosso, proprio il rosso è proprio sempre col pugno alzato. Ho capito. Lui si alza la mattina, bandiera rossa, e la sera prima invece delle preghiere fa bandiera rossa, la trionfera. È così, lui senza farci il martello da qualche parte muore, no? È vero, no? Sì. Che Guevara dappertutto, Fidel Castro, certo. no? Sì, è così. C'ha sopra il letto, ma ha detto c'ha la faccia di Mao. Dato lui. Perché lei è la moglie? Sì, sono. Se ne è mai accorta di questa cosa? No, non me ne l'ho mai accorto. Non ha mai visto niente di rosso a suo marito? No, che ride? Che c'ha da ridere? No, niente. Allora, perché allora mi hanno informato male? Ma l'hanno informata mai? Dipende chi l'ha informata. Cioè, ma hanno detto che è un gran comunistone, insomma. Ma di quelli proprio vecchio stampo, capito? Ho capito. Nemmeno dei partitini che ci sono ora, sa? Cioè, proprio questi di Stalin. Dove sta questa da venire riunione? Baffone, Dove la fanno sta riunione? La riunione la famo qua al teatro, sa quel teatro che c'è nella piazza delle Candele Spente? Un teatro dismesso, c'è un vecchio cinema che non si usa più. E allora dice, abbiamo fatto anche l'anno scorso, lui è venuto, è stato grandioso, guarda, veramente, se me ha fatto un comizio, lui che ha detto delle cose, guardi che io non mi immaginavo nemmeno che lui fosse così rosso. Ho capito. Ma lei lo sapeva? No, non lo sapevo, ma sta informando lei. Perché? Ma lei gli dispiace? No, si figuri, quale problema c'è? Perché anche lei è rossa, no? Certo. È parecchio rossa lei? Abbastanza. Allora, signora, come? Venga anche lei, signora. Va bene, a che ora? Ma che c'è? Sento dei rumori in casa, che cosa? Sto abbassando... No, non vorrei che ci fosse intruvolato qualche fascista, no? No, non si preoccupi. Con l'olio di ricino, no? Se sa mai. Allora, gli dice a Michele, stasera, stesso posto dell'anno scorso, no? Sì. La riunione dei vecchi comunisti, dei vetero-comunisti, va bene? Ecco, che venga, porti la bandiera, se ce l'ha ancora la bandiera.
Cioè, lui, no, c'ha una bell'asta tra l'altro, no? Lei ce lo sa che c'ha l'asta? Certo, sì. La bandiera rossa con la falce e il martello, no? Ho capito. Che porti tutto il materiale che lui sa. Sì, vabbè. E lui venga anche lei, signor. Vabbè. Aspettiamo. Ok. Aspettiamo perché una donna fa sempre. Fa sempre comodo. Fa sempre comodo, non certo. si sa mai, si potrebbe fare che anche in orgia, no? E come no? Esatto, in queste riunioni si sa come si comincia, ma non si sa come si finisce. certo. Hai capito, signor? E la tapparella come sta la tapparella? Tutto a posto. Chiusa o aperta? Aperta. Stai attenta perché poi ci sono questi fascisti che vengono fuori da tutte le parti. Oh. Ho capito. Allora gli dice a Michele, a riunione stasera, Sì. e porti pure la moglie. Ok. Magari famo qualche scambio, sa, perché noi siamo amore libero. Ho capito. Ha capito? Sì. Signor, allora lei è buona? Ma lei è stronzo? Abbastanza. Si sente. Cioè, no, se lei è buona io sono stronzo. Certo. Appunto. Allora lei è buona. Certo. E la tapparella l'altra volta l'ha tirata giù questa volta? Ma che cazzo gliene frega lei? No, non me lo dica pure, a me mi piace sentirmi dire il cazzo da una donna, sa? A me mi è sempre piaciuto, oh. Pronto? Ad avvenire baffone, pronto? Ah, via. Oh ragazzi, ma insomma in questo posto c'è un vero comunista, anzi fascista, no, che si incazzi magari per queste piccole provocazioni del G. Vabbè. Ecco, guarda, io non lo so, ma io ho trovato uno che sta in una strada che ha un nome, che non è di destra questo qui, allora io non lo so che dire. Cioè, guarda, Via Congiunte Destre si chiama. Via Congiunte Destre si chiama questa via. Giuro, Via Congiunte Destre, numero tal dettagli. Ma vi rendete conto, Via Congiunte Destre? Che vorrà dire? Ma questa è di destra, per favore, Via Congiunte Destre. Ma cioè, boh. È possibile, che vorrà dire? Via Congiunte Destre. Mi piacerebbe anche che rispondesse qualcuno che non trovate altri, Deve essere una strada molto. Sì, l'ho trovata ancora. Qua, quindi, visto che non c'è nessuno. Oh no, non c'è nemmeno più tempo. È già finito, non ce la faccio. Guarda, mancano 6 secondi, che fo? Va bene. Ma Via Congiunte Destre la richiameremo poi dopo per capire qualcosa del nome di questa strada. Very good, very well, very. Insomma, dalla prima parte mi trasbordo alla seconda con questo nome di strada. Cari amici del G, io trovo in questa città del Lazio una via che si chiama Via Congiunte Destre e io non capisco che cosa possa mai voler dire, però voglio chiamare qualcuno che stia in questa via, in modo che poi possiamo anche capire, sempre che sappiano, perché la gente sta nemmeno come sarebbe a dire, aspetta, va, non importa, tanto ce n'è più di uno, vabbè, sì, facciamo questo qui, sì. Telecom Italia. Ancora? Ma ste destre congiunte che roba è? Cioè, voglio dire, proviamo un'altra ancora. Vabbè, sì, ecco, qui vorrei che ci fosse un momento di impasse, ecco, nelle comunicazioni qui, Ecco, questo vediamo se risponde però, che è l'ultimo congiunte destre che ho, a disposizione. Sì, lui deve un po' anche, vero? Pronto? Sì, pronto signora, buongiorno. Buongiorno. L'ufficio strade. Senta, lei abita in Via Congiunte Destra, vero? Sì. Ecco, senta, lei mi capisce, ma come può essere Via Congiunte Destra in tempo di par condicio? Qui la strada cambierà nome, almeno per tutto il tempo fino alle elezioni, e si chiamerà Via Congiunte Destre e Sinistre. Sinistre? Sì. No, lei capisce, siamo in regime di par condicio, tutto deve essere fatto alla pari, tutto uguale. Lei lo sa perché la strada dove abita lei si chiama così? No. Cioè non si è mai chiesta, no? No. Perché Via Congiunte Destre si chiami Via Congiunte Destre, che vorrà dire? Non lo so, me lo dica lei, no? No, lo chiedo perché destre mi fa pensare alle destre politiche, no?
Quindi è per questo che la strada, vedrà che sarà cambiato anche il cartello, via Congiunte Destre e Sinistre. Sinistra. E Sinistre. Sinistra che vuol dire? Sinistra vuol dire l'altra parte politica, capito? Ecco. Cioè, in questo momento l'opposizione, poi dopo non si sa. E poi, guardi, il problema è che il centro, i partiti di centro sono un po' arrabbiati per questo. Hanno cominciato a dire il centro, e quindi non so se ce lo metteranno, via Congiunte Destre, centri e sinistre. Ecco. Lo so, vede, con i politici bisogna sempre, non si capisce mai dove vogliono andare a parare. Peraltro, insomma, bisogna essere ligi alla legge. Allora, via Congiunte Destre, centri e sinistre si chiamerà la strada fino al 9 aprile. Va bene. Dopo, secondo chi vince, si leva quello che non va bene. Se vincono le sinistre, rimane via Congiunte Sinistre. Se vincono le destre, via Congiunte Destre torna, cioè, rimane quello, insomma. Va bene. Va bene, signora? Va bene. Sì, senta, ma siete tutti parenti in quella strada lì? No, Perché avete tutti lo stesso cognome. siamo tutti cognati, però ognuno fa per conto suo qua. Ma lei non è laziale. Lei non è laziale, lei è veneta. Io sono veneta. Che ci fa nel Lazio lei veneta? In via Congiunte Destre. Ho sposato un cremonese, no? Sì. Beh, insomma, guardi, io signora, ma mi piglio arrivederci. Va bene. Buongiorno. Ma scusa. Questa è troppo bella, no? Dice, che ci fa lei che è veneta nel Lazio? Ma ho sposato un cremonese, no? Fantastica. Ma questo è un testo comico. Va bene, se troverò qualche altra via Congiunte Destre così nel tragitto di questa seconda parte sto guardando, ma non ne vedo più, del sondaggio, sì, perché quelli erano tutti con lo stesso cognome, però insomma era già il numero 27, per 2, 28, 27, cioè quindi praticamente ci sono anche altri numeri in questa strada, però non ne vedo altre, in questo momento almeno, via Congiunte Destre. Naturalmente la signora non aveva la minima idea, ma non solo la minima idea, ma anche, a un certo punto uno che fa? La curiosità di sapere perché una strada si chiama così. Si subisce supinamente tutto, persino i nomi delle strade si subiscono. Sì, perché io sarei il primo a chiedermi perché e poi a informarmi in qualche modo perché vado a stare in una strada che si chiama via Congiunte Destre. È vero? Io in tutte le strade in cui ho abitato ho sempre, insomma, poi saputo a chi si riferissero i nomi delle strade stesse. Ci mancherebbe altro. Ma dove stai? In culo al mondo. Io mi informo, in culo al mondo, che cosa vuol dire? Capito? Vabbè, qui non c'è nessuno. Sì. Oh. Aspetta, da un signore, no, signore. Vado da questo me lo dice cos'è un globo terracqueo, sicuramente sì. No, sì. No, stavo guardando. Questo me lo dice, No, me lo dice. No, guarda, me lo sento. Sì, me lo sento. Proviamo. Allora, globo terracqueo, vediamo se sa di che si tratta. Mi hanno informato, dice, sai che Platinetta nel suo programma ha detto globo terracqueo, dice, ma t'ascolta, è facile. Dunque, signor Carlo? Chi è? No, non c'è il signor Carlo? E chi è che lo vuole? Ditta Globetti per quel globo terracqueo che lui ha ordinato e che noi gli consegniamo oggi stesso. Carlo, un globo terracqueo che hai ordinato. Terracqueo. Pronto, signor Carlo? Sì? Buongiorno, è la ditta Globetti EC. Senta, allora, quel globo terracqueo che lei ha ordinato, oggi pomeriggio glielo consegniamo, finalmente pronto. Ma quale globo? Ma che sta di? Il globo terracqueo. Ma chi è che parla? La ditta Globetti. Ma che ne so io? Ma chi cerca? Ma scusi, lei ha ordinato, no? Ma chi? Lei, signor Carlo, ha ordinato un globo terracqueo, sì o no? Ma che stai a di? Come che sto a dire? Che so da fare? Lasciami stare. Ma come? Cioè, non sei riuscito a capire se sa, non credo che sappia, però almeno bisogna chiamarla. Se sa o non sa, saprà o non saprà, Non so se sappia o se non sappia. Guardi, io ho bisogno di sapere una cosa, io sto lavorando, guardi, forse mi hanno fatto uno scherzo anche a lei perché mi hanno dato il nome suo, Ma guardi che lei se... Anche noi io sono male con Mar de Cuore. Ma Mar de Cuore che c'entra? Ma lei lo sa cos'è un globo terracqueo? Allora mi ha fatto la lista, Mal de Cuore e Carabinieri. La prossima telefonata che mi dirà, io devo sapere se lo sa o se non lo sa.
Ma... Perché ti spiattellano subito i loro malanni? Perché? Io ci penso... Guarda, anche se si per morire uno direi, guarda un po' te... Un po' di... dignità personale, no? Un minimo, no? Ora, bisogna parlare con un altro, che questo non mi ha detto nulla, lascialo fare, non fai il cattivo, sì, vero? Ecco, si va da un altro, vediamo se questo qui, no, a questo punto io devo sapere, devo avere una risposta. Questa non ha avuto uno sfogo, non ha sfondato, cioè praticamente non mi ha detto, anche se io posso presumere che non sapesse affatto di che si trattasse, però non posso dirlo con sicurezza, quindi Pronto? Sì, pronto signora, buongiorno, c'è il signor Franco? Buongiorno. Sì? Chi è che lo vuole? La ditta Globetti EC per quel globo terracqueo che lui ha ordinato e che oggi gli consegniamo. Che ha ordinato mio marito? Un globo terracqueo. Guardi, un attimo glielo chiamo, ma Sì, non sì, mi sì, risulta sì. che abbia ordinato... Vabbè, ecco un attimo lo Sì, chiamo, grazie. Prego. Cascano dal globo terracqueo, dalle nuvole. Anche le nuvole fanno un po' parte, se vogliamo. Alimentano le acque con la pioggia. E vengono alimentate dal vapore acqueo che sale dall'acqua e poi scende giù in forma di pioggia. Tutto un ciclo vitale continuo. Il globo terracqueo. E il buco nell'ozono. Quello è. Vabbè. Ecco, ciabattando arriva l'uomo di casa. Eccolo, Franco. Pronto? Pronto, signor Franco? Sì. Buongiorno, mi scusi se l'ho disturbata, ma volevo avvertirla che il globo terracqueo che lei ha ordinato è pronto e che glielo consegniamo oggi verso le 5:30. No, che cosa, scusi? Il globo terracqueo che lei ha ordinato. Il? Globo terracqueo. Ma non sa cosa significa? No, io non ho ordinato niente, guardi. Ma lei ha ordinato un globo terracqueo, noi abbiamo qui. Che cos'è, scusi, Ah, non lo sa? No, Ah. mi dica. È incredibile, uno fa un'ordinazione e non sa che cosa sia. No, lei ha fatto un'ordinazione e non sa cos'è. Ma mi dica- mi faccia il piacere, via, sta scherzando, no? No, scusi, se è uno scusi. scherzo non è un problema, Pronto? ci faccio una risata su. Sì, Pronto? sono qua, sì, sono pronto. Senta, lei sta parlando talmente svelto che io non riesco a capirlo. Allora scusi. parlerò più lentamente. Allora, lei chi è? Io sono Globetti, sono il titolare della ditta Globetti EC che produce globi terracquei e poi li consegna. Aspetti. Devo parlare più piano? Globetti? Globetti. No, con una B sola, Globetti. Globetti, sì. Guardi, allora io neanche questo nome neanche lo conosco. Ma non è lei che ha fatto l'ordinazione? No, guardi, io non ho ordinato. Allora, guardi, e qui si profila il fatto che qualcuno ci abbia fatto uno scherzo a tutte e due. Perché mi hanno dato questo numero telefonico, dice mi chiamo Franco, eccetera, eccetera, e dice mi chiami non appena il globo terracqueo è pronto. Io la chiamo perché è pronto, è bello grande come è stato ordinato. Scusi, Ma come che cos'è il globo terracqueo? Non lo sa? No. E allora perché l'ha ordinato, scusi, Ma guardi, ho detto che io non... Ma lei ha ordinato il globo terracqueo e noi glielo consegniamo oggi alle 5:30. È inutile che lei faccia finta di non saperlo, Senta un po'. Lei fa finta di non saperlo. Lei in che via sta, scusi, la sede dove ce l'ha? Come? In via Congiunte Destre. Via Congiunte Destre. Congiunte Destre, conosce? Congiunte Destre. Congiunte Destre, sì, si chiama così. Non so nemmeno perché si chiami così, ma si chiama così. Destre. Ecco, al numero che numero? Vengo direttamente là. 28. Destre, Congiunte Destre 28. Va bene? 28, allora viene lei a prenderselo? No, guardi, io lo questo consegniamo direttamente, così quando viene vede di che si tratta, Ma perché guardi, magari lei dice che non parlare- sa nemmeno che cosa sia un globo terracqueo, scusi, e perché allora fa l'ordinazione? Lei mi deve dire perché fa l'ordinazione di una cosa che non conosce. Senta, ma lei che è deficiente, scusi, No, è una domanda? È una domanda? No, io sto dicendo, gli do proprio che lei... È una domanda o un'affermazione? No, se una domanda va bene, se una domanda va bene. Senta, sta parlando con una persona seria prima di tutto, parli con calma, mi faccia No, capire, devo parlare lentamente perché mi dica. i suoi neuroni non corrono troppo. se io vengo lì ti spacco la faccia, capito? E io ti
io sto dicendo a lei. Lei è il signor Globetti. Lei è il signor Golbetti? No, Gobetti sarà lei, Gobetti tutti i suoi familiari. Globetti. Ma sto figlio della mignotta, se io vengo là, spacco la faccia, hai capito sì o no? Deficiente. Ma come ti permetti? Ma che mi permesso? Che io non ti ho ordinato un cazzo, va bene? E se vuoi ti porto anche quello. Parlo lentamente. Io adesso vengo. Scusi, Ti aspetto nella nostra sede. Io prima ti ho detto una cosa, che volevo un'informazione perché non ho fatto nessuna ordinazione, ma guardi, io non hai fatto ordinazioni, ma io te lo consegno perché qualcuno l'ordinazione l'ha fatta. Ma hai capisci il labiale, guarda il labiale, Ma lei mi conosce a me? Io no. Io non conosco neanche lei. Certo, è una cosa fatta per telefono, hai fatto l'ordinazione, abbiamo anche la telefonata registrata, io riconosco anche la voce, cioè, quindi non è che uno si faccia... Io ho fatto un'ordinazione... Ha ordinato un globo terracqueo, lei sa cos'è? No, non so. E allora perché l'ha ordinato, scusi? Non so neanche... Ma perché l'ha ordinato? Ma sto figlio, lei ha parlato con me? Senta, Ma sto figlio, ha parlato con me? Allora lei sta... sto figlio, sta bene, sto figlio. Oh, senti, amico. Sto figlio. Lei sta in via delle congiunte destre. Congiunte destre. Bene, vengo lì nel pomeriggio. L'aspettiamo. Certamente. Così se lo prende il globo, Sì, no, eppure lo paga anche, e lo paga, ma capito? non so neanche che cos'è. Segue il labiale, lo paga. Non so neanche che cos'è. Lo so che lei pagherà il doppio per l'ignoranza. No, l'ignorante sei tu. No, l'ignorante sono io. Da come ignorante sono io? Non mi dai spiegazioni neanche che cos'è. Tu sei ignorante. Allora vuoi sapere che cos'è? Non lo so. Allora te lo dico io. Va bene? Non l'ho ordinato, non so che cos'è. Lei sta parlando con una persona seria, ma forse tu non l'hai capito. La persona seria sono io. Allora devi parlare con lei direttamente. Così fra persone serie, così te lo faccio vedere io. Lei mi ha fatto arrabbiare bene, mi dica il suo nome e vengo là. Vengo là direttamente, non si preoccupi. Antonio Globetti. Antonio Globetti. Signor Antonio, vengo lì, non si preoccupi. L'aspettiamo a piè fermo, venga disarmato. Disarmato? Ma guardi che lei sta parlando con una persona seria. Ma per bene, una persona seria! Ehi, è una persona seria! Ma lo sa che è talmente serio che mi ha fatto ridere tutti. Ma andiamo, signor Franco, lei è una persona seria. Facciamo così, guarda. Ora le parlerò lentamente. Mi permette una cosa? Sì. Mi permette una cosa? Io posso venire tra un'ora quando vuole. Qua è sempre aperto. Bene, vengo. Guardi, il tempo tanto per noi, guardi, aperto, chiuso, è sempre aperto. È sempre aperto, d'accordo. È sempre aperto. No, perché tanto... questa cosa qui, scusi, sì. Non mi è mai successo in vita mia, capisce? E meno male. È che si lamenta, è tutta la vita una volta sola, no? Ma mi capisce, mi capisce? Non mi è mai successo in vita mia, io sto parlando lentamente, sembra un nonno giugiolo, come? C'ho un nonno che parla così. Perché lei se no non capisce se parlo veloce. No, perché lei all'inizio non mi ha dato una spiegazione. La spiegazione? Come la spiegazione? Ho detto, lei ha ordinato un globo terracqueo. Io gli ho detto che non l'ho ordinato. Ma non so e poi mi ha detto anche che non sa che cos'è, giusto? No. Ecco, allora io, se vuole, glielo dico anche per telefono. No, io devo venire a parlare con lei. No, lei non viene a parlare, viene a prendere il globo terracqueo e lo paga. 1.300, lo capisce? 1.300 euro. Sì? Non si preoccupi, vengo lì, non si preoccupi. Senti, posso venire subito? Anche subito, più vieni subito più si gode. Oh Dio mio, il globo terracqueo ha colpito ancora, Ma è una persona seria, capito? È una persona seria, come si può fare una cosa del genere a una persona seria? Ora mi va in via via congiunte destre e troverà quelli a cui te le fatto prima. Ma che ne so, vabbè, purtroppo, l'ignoranza, le persone serie, mi fanno ridere le persone serie, anche le persone che vogliono che si parli lentamente, no? Sembra quella che fa il telegiornale dove c'è quella che fa tutti i movimenti per sordomuti, vero? Sì, ma pensate,
Una persona seria, talmente seria che ora prende, sta partendo. E va in via Congiunte Destre a cercare. Pronto signora? Chi è? Ah, signora o signorina? Signora, mi dica. Signora, ah, che bella vocina che ha signora, sembra un usignolo. Veramente, guardi, io è tanto che aspetto, cioè che il mio uccello aspetta una compagna, un'usignolina. È possibile fare l'accoppiamento? Scusi, non ho capito lei chi è. No, devo parlare con Alvaro. Con Alvaro? Sì, piuttosto Corsaro. O Alvaro no? Solani? Possibilmente. Alvaro non c'è. Alvaro Solani, Alvaro non c'è. Non c'è? No, E dov'è? sta al lavoro. Ah, è la moglie? Sì. Ah, ma come cinguetta bene, signora, c'ha una voce meravigliosa, Ma sai? lei chi è? Sono come dire, il proprietario del passero. Il proprietario? Del passero. Del passero. Il passero solitario, sì. Beh, ma io qui adesso... Lo sa cos'è il passero solitario? Va bene, non ho capito... È un locale, io ho un locale che si chiama il passero solitario. E dove ce l'ha sto locale? È qua, nella zona, poco fuori città. E quindi praticamente Fuori città lui, dove? Alvaro, signora, mi faccia parlare. Alvaro, siccome mi viene spesso qua da noi, ha lasciato un oggetto e volevo restituirglielo. Che oggetto ha lasciato? È un pacchettino. Un pacchettino. Va bene, adesso in questo momento lui non c'è. Eh. Pensavo che lei mi stava prendendo in giro. No, ma signora, qui il passero solitario è un locale, no? Lui viene spesso così. Questo pacchettino, se vuole guardo che cosa c'è dentro, così glielo posso dire, perché un pacchettino c'è una, insomma, è ricoperto da della carta. Aspetti un attimo, le dico subito. Ok. Aspetti, Quando lui sono torna- qui, guarda. Va benissimo. Ora, Oh? Non so se posso dirglielo, signora. Che c'è? Preservativi. Eh? Profilattici, Per- anticoncezionali Ho maschili. capito, senta, ma... Basta, senta. Forse li ha comprati per portarli a casa e se li ha dimenticati lì, eh? Va bene, Perché va bene. voi li usate? Io? Lui con lei? Ah, non lo so, guardi, senta. Non li usa? Non se ne accorge lei? Mio marito in questo momento... Non dice, cara, aspetta che me lo metto? Eh. Dice, ma come te lo metti? Cioè, prima me lo metto, poi te lo metto, ma insomma, io non voglio entrare nelle vostre cose. Allora, questo pacchettino me lo deve venire a riprendere. Glielo dica, al bene, passero io- solitario. Scusi, mi può Allora, quindi, signora, la ringrazio, buongiorno. Ah, questa non mi piaceva. Diceva tutte le cose, i nomi, cognomi. Mamma mia, sono quelle... Basta! Basta così! Oh, via! Oh, via! Basta, andiamo da qua. Sì. Guarda un po' perché... E lasciano i pacchettini, vero? E poi... passero solitario. Io ho fatto un numero. L'avrei fatto. Ah, ecco. Dopo 3 anni e 2 mesi, ecco, che arriva il segnale. Non è detto che arrivi anche la persona arrivata. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Sì, buongiorno. Chi è? Io devo dare una cosa a Cesare. Scusa, chi è lei? Sì, sono Marco Tullio Cicerone. Devo dare una cosa a Cesare. È Marco Cicerone. Marco Tullio Cicerone. Aspetta Marco un Tullio di attimo. nome e Cicerone di cognome. Mi dica. Sì, aspetta un attimo perché Cesare sta al bar, lo vado a chiamare. Al bar? Sì, lo vado a chiamare. Lo chiami, devo dare a Cesare quel che è di Cesare. Che c'entra Cicerone con dare a Cesare quel che è di Cesare? No, voglio dire, che credo disse l'altra persona molto più importante, ma insomma, lasciamo perdere. Tanto per fa qualche nome, no? Fa qualche nome. Nome, Cesare. Devo dare a Cesare quel che è di Cesare. È al bar. Cosa vuol dire al bar? È al bar sotto casa o è al bar di loro proprietà, per cui hanno la casa sopra, l'appartamento sopra magari, Per esempio, no? Può anche darsi. Boh, è al bar. È al bar. Ma dite al bar. E la signora sta là. Allah, ma chi t'ha fatto fa? Uè, come si bella, cavallo stu camello, come no, con l'altra con la madonna, che ne... Vabbè, che devo dire? Aspettiamo. È andata ai bar. Ai bar. Ai barre, si dice noi, i barre. Pronto? Ah, pronto, Cesare. Chi è? No, aspettavo, devo dire una cosa, Cesare, sono Marco Tullio. Marco? Marco Tullio Cicerone.
Boh, ma ci siamo visti noi? Sì, e come no. Catullo, presente Catullo, mi ha dato una cosa per te, dice dai a Cesare quello che è di Cesare. Cioè, Ma capito? mi trovi in una fase buia, no? Una fase buia, non ti preoccupare, accendi la luce nel cervello. Dunque, tra l'altro, quando incontrai Cleopatra l'altro giorno, mi ha detto delle cose, ma sai che ti ha fatto le corna? Oh Cesare, ma ti fa fare le corna, arriva Marco Antonio, ma Antonio e Cleopatra. Sì, comunque senti, facciamo così. Io ti devo dare questa cosa, perché, no, Catullo, no? Me l'ha detto, io sono Marco Tullio Cicerone, capito? Ti dice nulla tutto questo? No. No, vediamo se dice qualcosa. E poi quando si può anche, io ho espatriato, ho trovato Ulisse che mi ha detto guarda questo bel cavallo, solo che è un figlio di Troia. Ah sì? Vabbè, dico, allora era figlio della mignotta e l'ho lasciato perdere, non ci interessava. No, capito? Tiburzio, peraltro, Tiburzio, no? Sa quello che ce l'ha tutto storto, no? Sì, ormai lo sanno tutti, tromba per corrispondenza. Tiburzio l'ha detta a Catullo, no? Catullo l'ha detta a me, Marco Tullio Cicerone. Cesare. Oh, senti, ma hai notizie di Bruto? Bruto? Cassio, è andato via. Ma andiamo ragazzi, andiamo. Beh, diamo a Cesare quel che è di Cesare, cioè così la fine del sondaggio di oggi. Io sono il G, il mio numero è 333 180 52 52. Chi mi vuole lo piglia e lo fa. Chi un lo fa e vuol dire che non mi vuole, o allora. Sondazzo, stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo, ma non mi importa ma se c'è il sondazzo, io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete